iniziativa Mi c'è piace Vasquez in Bigoli con la anticipo? Lugana e Gammarietta dammela. Buon pomeriggio mister Juric. Stava ciappando ma avete interrotto. Mi piace Bigoli con Lugana e Gammarietta dammela, per carità. È canzone tipica di Veneto, cioè ho imparato quando andavo in ferie appunto a Savioli. A me piace di venire qua a rilassare così, quelle cose là. Beh, ma si rilassava anche in panchina, mi sembrava. Infatti noi ci siamo collegati. Cioè, subito grande cagata, Ecco. subito. Te Scapini manchi di rispetto. No, ma Manchi dai, di ultimamente rispetto. mi sembra che... Scapini, vieni a pescare con me che a me manca verme. seguiamo. Tasi che ciappa. Eccolo. Vediamo in diretta No, la niente. pesca di Juric. Niente. Perché con sto freddo qua mi vengono su cavassini già congelati. È pesce surgelato. Sì, Dovremmo parlare anche del film di Johnny Puttini. Ho sentito che anche Scapini ha fatto film sui successi di sua vita calcistica. Due- È un cortometraggio. Ciao, fa Ci piacere sono che solo te... titoli di coda. Esatto. Va A tra bene. poco. Dai! Posso dire una cosa? Come Sì. diciamo noi in Croazia, siamo anche sfighe. Buon pomeriggio di nuovo. Ma per piacere. Mister Juric è già arrivato a casa, ma il lago ce l'ha dietro casa. va. Abito vicino al laghetto, adesso sono qua in mia stanza di lavori Sì. che fa lavoro. Io, cioè, Quindi in maniera qui comincia ad avere gli uomini contati. sì, Anche per Verona piove su ombrello. No, piove sul bagnato, si dice. Ma ombrello è bagnato. Avevamo anche puntato sulla mancanza di un play, anche abbiamo più volte fatto il nome di Duda. C'è detto in Croazia che dice se manca play vuol dire che manca skate. Quindi mettiamosela via. Un giovane che è saltato prima, Cioè, ma centrale. bastava che facesse colpo di testa che ha fatto su autogol. Esatto. È vero però, Andiamo a scoprire Viviani Gastronomia Alla Affi. pescheria gastronomia Viviani di Affi. Che quasi prossima volta il pesce votorlo lì. Che così fa soppessa ai feri. Basta, io vado, grazie. E su questa non posso fare a meno di dare la linea alla regia.